Buongiorno, oggi parleremo dell'Anagyro pseudococci. L'Anagyrus è un piccolo parassita che si sviluppa ai danni della cocciniglia cotonosa. Questo sistema di lotta viene utilizzato nel vigneto sia in bio sia in convenzionale a supporto appunto della difesa chimica. Anagyrus ha una capacità di ricerca molto elevata ed è quindi efficace anche a livelli molto bassi di infestazione. Può essere utilizzato tramite lanci precoci già da fine aprile inizio maggio. Solitamente i lanci sono 2 e sono distanziati l'un l'altro di un mese. Anagyrus 250 contiene appunto 250 adulti che vanno rilasciati il più uniformemente possibile all'interno del nostro vigneto. L'insetto non è soggetto a predazione da parte di insetti autoctoni, quindi il suo utilizzo può essere in tutto il nostro areale. L'impiego va dai 2000 ai 3000 individui annui a seconda dei casi di infestazione. Una volta rilasciato l'Anagyrus all'interno del nostro pezzamento, andrà alla ricerca delle larve di cocciniglia, laddove andrà a deporre le sue uova. Le uova, sviluppandosi, porteranno al deperimento dell'animale e di conseguenza una riduzione dello stesso all'interno dell'appezzamento. Il danno quindi all'interno del nostro vigneto può essere controllato e diminuito. Noi del Circolo Agrario Friulano, che da sempre puntiamo all'innovazione e ricerca, abbiamo nel 2019 distribuito sul territorio insetti utili per una superficie di circa 350 ettari. La sfida per il prossimo futuro sarà quella di puntare a controllare un numero sempre maggiore di patogeni con metodi naturali.